Eder. Mech. Pallister. Mentre io in solidarietà per un anti-mobbing che vede Sebastiano Visintin capro espiatorio nei social posto le mie analisi, per par condicio, verso l'altro soggetto del caso di Liliana Resinovic che è Claudio Sterpin, i racconti favolistici di Sterpin seconda parte, X. Così come ho fatto sin dalla sua prima uscita mediatica di Claudio Sterpin, ho riascoltato anche questa parte della puntata di QG di un venerdì 18 febbraio 2022, quella dove parla, o meglio, sparla l'amico speciale Claudio contro l'onorabilità della povera Liliana Resinovic. Ebbene, come ho da tempo osservato, questo personaggio Sterpin in tutte le sue improvvide uscite mediatiche appare come un abile psicotico volta frittata al quale riesce a rivoltare ciò che vuol nascondere e che gli è successo a lui di sfavorevole, rigirando quindi la frittata e attribuendo a Liliana quello che gli è appartenuto a lui in toto, e con un unico scopo vendicativo: denigrare l'onorabilità di Liliana e la reputazione del marito Sebastiano con un astio che traspare da tutte le parole che ha pronunciato in questi anni e che continua a pronunciare. 2. Seconda parte dell'intervista, il weekend dal 18 al 19 dicembre 2021 e ritorno a Trieste. Notare che di questo weekend il Sterpin ci tiene che la giornalista glielo domandi come il weekend del 16 dicembre. E perché diremo noi? Perché pensate, nessuno lo ha rimarcato, ma è l'anniversario della morte di sua moglie Palmira Sangalli, deceduta il 16 dicembre 2020. Pensate a che livello di disturbo macabro è giunto questo personaggio. Dopo aver insinuato che già ai primi di gennaio 2021, con la moglie ancora nella bara da seppellire per causa Covid, lui e Liliana si strusciavano amorevolmente nella jacuzzi di casa Sterpin. Ma vi rendete conto? Pensate davvero che una donna mite e nobile come Liliana non aspettava altro che assecondare una sconceria simile di sfondo necrofil coreografico? L'Inviata, dove volevate andare il weekend del 16, Sterpin, il programma prevedeva di andare comunque in Istria, probabilmente a Umago, perché ad Umago ci sono alcuni alberghi che conosco, non avevo ancora prenotato niente. Io l'avrei fatto il giovedì, nel giorno esatto dell'anniversario della morte di Palmira Sangalli, lei era d'accordo di venire indifferente dove, l'importante era uscire da casa e, diciamo, uscire dalla provincia, l'Inviata. Ma una volta tornati poi, cosa sarebbe successo? Sterpin, probabilmente spalleggiata dal fratello o da me, sarebbe andata a casa sua a prendersi le cose più importanti, più urgenti che le servivano, per cambiare casa. Nel frattempo avrebbe già dovuto dire io temo che lei gliel'abbia detto lunedì in sauna, loro se ne sono tornati dalla sauna il lunedì pomeriggio non in pace. È veramente fantastico sto Sterpin, intanto nel dire cose tutte prive di potenziale riscontro, ma ancora nel farci credere che Liliana, una persona mite, buona, mansueta, una che ha detta dallo stesso Sterpin, e non solo da lui. Non potevi assolutamente litigarci, d'improvviso si sarebbe messa a fare la mandante punitiva di un pandemonio in casa sua, nel condominio abitato dai due vicini e amici loro di weekend, annunciando a suo marito Sebastiano, protetta da uno dei suoi bodyguard, il weekend d'amore con Sterpin giusto per regalarsi una bella separazione per l'imminente Natale 2021? Ma certo, normale. E per regalarsi un buon augurio di Capodanno, che fa invece Liliana? Si fa il regalo di una bella vedovanza, dato che Sterpin gli aveva detto che con 3 operazioni per cancro alla prostata potevano essere anche i suoi ultimi mesi o forse l'ultimo anno di vita, e che per Liliana invece, a detta sempre dello sterpinatore di favole, gli avrebbe risposto addirittura che sarebbe stata felice lo stesso e che avrebbe persino coronato il sogno della sua vita. Ma per favore, dai, per favore, fermatelo. Ecco invece come bisogna leggere le sterpinate che va dicendo sto personaggio, ribaltando semmai la frittata da quella parte che nascondeva quella cosa che gli era successa a lui, ma sempre senza successo con l'indomabile Liliana. Colei che lo sciupafemmine Sterpin definì come quella carota che non sono riuscito a raggiungere nella vita. L'Inviata,
dove volevate andare il weekend del 16, Sterpin, il mio programma prevedeva di andare almeno una volta in Istria, probabilmente a Umago, perché ad Umago ci sono alcuni alberghi che conosco, non avevo ancora prenotato niente. Io l'avrei fatto già a settembre 2021, o anche a gennaio 2021, ma lei non era d'accordo di venire con me, indifferentemente dove io prenotassi, l'importante per lei era, finito di stirare, uscire da casa mia e, diciamo, uscire dal mio cancello. Punto. Sono d'accordo con la ex PM. Carmen Pugliese, cosa aspettano gli inquirenti a mettere sotto torchio questo personaggio inquietante? Della svolta che è stata data ogni venerdì a quarto grado puntando i riflettori sui racconti favolistici del Claudio Sterpin, poi, come sempre, non ce n'è traccia sui quotidiani locali di Trieste. Il commendatore al merito sembra quasi che non si debba toccare. La cosa mi preoccupa e non poco, appare come se determinate categorie di Trieste fossero in mano a una sorta di massoneria spuria a guisa di protezione dei suoi affiliati. Claudio Sterpin invece, deve ancora chiarirci molte cose. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.